La speranza è quella di riprendere il prima possibile, la realtà è che dobbiamo tenere duro, seguire le regole, restare a casa e fare attenzione. Ci stiamo provando anche noi del Comitato Regionale Sardegna. Siamo stati chiamati a rispondere come sardi e come Sardegna e anche questa volta dobbiamo essere bravi, forti, uniti, coesi e veramente dare una risposta importante. Facciamo in modo che la nostra isola rimanga al riparo da questo grande problema. Ma l'energia, l'affetto e la condivisione non devono mai mancare. Io spero che questa situazione debba finire per essere positivi, sorridenti e per poter completare quello che è stato iniziato. Raccontandovi questo tempo sospeso in attesa di far rotolare nuovamente il pallone sui nostri campi e nei palazzetti. La nazione riprenderà a camminare, anche i campionati e le attività riprenderanno così come fino a qualche settimana fa. Però l'importante è fermare il contagio. Ci mancheranno gli allenamenti, gli scappi con Arturo, il post allenamento, le cazzate di Luchino. Perché l'entusiasmo e l'allegria sono ancora tra di noi. Ora è il momento di stare a casa. Stando più con mio figlio, un po' libero per stare più insieme, quindi cogliamo i lati positivi di queste restrizioni. Nessuna data, aprile o maggio chissà. Se non ci saranno le condizioni per andare avanti si discuterà, ma io non mi sono permesso di dire tutto quello che poi saranno le promozioni. Cosimo Sibilia ha specificato che bisogna aspettare e poi il calcio avrà bisogno di almeno 40 giorni per chiudere le competizioni. Io credo che debbano tutti ripartire perché il calcio esce insieme da questa situazione. La società, 60.000 squadre, oltre 1 milione di tesserati, organizziamo circa 550.000, 600.000 partite all'anno che rappresentano tante persone, tante qualità umane. Io credo che il calcio per intero debba uscire da questa situazione. Speriamo a maggio, speriamo a giugno, perché non a luglio? Condizioni per uscire. Sulla stessa linea d'onda il presidente del Comitato Regionale Sardegna Gianni Cadoni, che segue con attenzione gli eventi. Abbiamo sospeso quello che è stato un percorso bellissimo di questo campionato 2019-2020, ma preghiamo innanzitutto per la salute e poi per poter terminare il lavoro che si è intrapreso. Poi ci sono loro, anzi ci siete voi. Aspettare che questo brutto periodo passi e penso che per adesso non lo possiamo ancora definire o stabilire quando questo succederà. Atleti, tesserati, appassionati, tifosi e dirigenti che fanno video, sfide, raccolte fondi, mandano messaggi sui social e si allenano a casa. Di restare a casa, di uscire veramente se strettamente necessario. Un saluto a tutti gli sportivi sardi in generale. Lo spirito del calcio dilettantistico, quello sì, è più forte di ogni coronavirus. Da tutti i nostri tesserati, giocatori, tecnici, addetti ai lavori, stiamo a casa, cerchiamo veramente di dare noi come Lega Dilettanti, come Comitato Regionale Sardegna, che siamo tantissimi, veramente un impulso alla risoluzione di questo problema. Dobbiamo stare a casa se vogliamo riprendere il nostro bellissimo gioco del pallone.